vostro è un ruolo fondamentale perché molto spesso, ad esempio in provincia di Siracusa, giusto perché rimaniamo per il momento nel territorio locale, è partita la lamentela da voi stessi, dagli stessi operatori professionali del settore rispetto ad una professionalità che invece spesso è penalizzata. Assolutamente sì, infatti noi siamo qui con le associazioni appunto di categoria per poter portare avanti questa professione che io ritengo in assoluto è di grande importanza il nostro ruolo, il mettere in effetti dentro il ristorante è il padrone di casa, è colui che fa sentire a casa il cliente, è colui che consiglia, che lo coccola, che lo fa star bene poi alla fine di tutto il suo operato, ecco è questo. E tra l'altro si coordina un personale che però deve già essere qualificato ciascuno nel proprio ruolo. Assolutamente sì, tant'è vero che noi all'interno dell'associazione creiamo degli aggiornamenti e dei corsi appositamente proprio fatti su queste basi. Ci sono delle scadenze imminenti a questo proposito? No, 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 noi siamo liberi, facciamo spesso cose durante l'arco dell'anno e corsi appunto di aggiornamento, chi volesse partecipare basta chiedere direttamente all'associazione e rivolgersi a noi stessi. Li facciamo saltuariamente ogni 3, 4, 5 mesi, ecco dipende l'affluenza dei ragazzi e quello che loro vogliono fare, insomma, ecco. L'arte del flambage è particolarmente affascinante per chi assiste a quello che è un vero e proprio spettacolo, è particolarmente immagino impegnativo per chi invece lo fa materialmente. Certo, è una tecnica tutta sua, ognuno di noi abbiamo la nostra tecnica personalizzata, ma nell'insieme è proprio quell'arte che ti mette protagonista in un momento particolare del tuo operato e nel contempo diventi attore in quel momento di un attimo, perché è proprio poi un attimo il flambage, di un attimo di grande goduria, nel senso che il cliente sta lì a vedere questo spettacolo e poi riesce a fare dei piatti insomma, particolari. Diciamo che accende particolarmente l'attenzione. Assolutamente sì, sì, siamo proprio protagonisti di quello che può essere in un film l'interprete principale. Oggi cosa proponete al pubblico? In che cosa vi esibite? Ecco, io personalmente preparerò la siracusana al ristretto di caffè su coroncina di mandorla tostata e stringhe di femminello candito. È una ricetta che ha ideato Gaetano Bongiovanni e che ho messo in opera appositamente proprio per questa manifestazione. Si tratta di una siracusana con il femminello, non è altro il nostro limone, e caramelliamo insomma la patata, dopodiché la flambiamo con una grappa di nero d'avola e la andiamo a finire il piatto poi con queste stringhe di femminello siracusano candito.